24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Il Premier Monti non corre alcun pericolo nel nord e nel Veneto. A ribadirlo è il governatore della regione Luca Zaia, che stempera le polemiche suscitate dalla frase del leader del Carroccio Umberto Bossi. La frase non mi risulta dura, visto e considerato che poi è stata anche spiegata dal diretto interessato, per cui non aveva alcun significato di minaccia o di quant'altro. La verità è che da Monti ci aspettiamo delle azioni vere, delle azioni a favore del federalismo e dell'autonomia, e le si possono fare solo applicando i principi del federalismo fiscale, ma in particolar modo dei costi standard. Avere il coraggio di toccare questi tasti vorrebbe dire dare una risposta al nord. Questo quanto riferito a margine della Giunta, che ha perfezionato l'incarico al professor Bertolissi di rappresentarla nei ricorsi contro il trasferimento dei fondi regionali nella tesoreria unica a Roma. Oltre al ricorso alla Corte Costituzionale, la Regione Veneto ha presentato al Tribunale di Venezia un'istanza in cui chiede che diventi esecutiva l'intimazione al tesoriere di non trasferire i fondi a Roma. La discussione avverrà il 13 marzo, una settimana prima di quella fissata per il medesimo ricorso presentato dal Comune di Venezia. Abbiamo un contratto con il tesoriere e quindi noi diciamo avanti il Tribunale che la banca non deve permettersi di trasferire le nostre risorse. In osservanza delle indicazioni governative sono già stati trasferiti dal Veneto a Roma 4 milioni e mezzo di euro. La Regione intende ora tutelarsi in vista del secondo trasferimento previsto per il 16 aprile. Per quella data in cassa ci saranno 400 milioni derivanti dal pagamento dei bolli auto. Noi li vogliamo qui e non li vogliamo portati a Roma. Qualcuno dice sono in buone mani, io dico sono ancora più in buone mani e se restano in Veneto. Il Veneto si propone come modello nazionale per un servizio taxi capace di conciliare le esigenze delle liberalizzazioni con quelle della programmazione e dell'efficienza rispetto alle esigenze degli utenti. Per questo la Regione ha sottoscritto con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei tassisti e gli organismi economici interessati al settore un'intesa per la crescita e lo sviluppo del servizio taxi nel territorio regionale, sulla scia di almeno un quindicennio di nuove metodologie, programmatorie e operative nel settore. Per la Regione il documento è stato firmato dall'assessore alle politiche della mobilità Renato Chisso. Per gli operatori del comparto hanno firmato i rappresentanti delle varie associazioni della categoria. Sabato 10 marzo 2012, questa è la data del primo congresso regionale veneto di Futuro e Libertà. L'incontro si svolgerà alla Fiera di Verona e vedrà la partecipazione del vicepresidente di FLI, l'onorevole Italo Bocchino, nonché di Gianfranco Fini. Termina una fase costitutiva, dopo tutti i congressi provinciali, ora celebriamo il nostro primo congresso regionale dove abbiamo e sosteniamo compattamente l'onorevole Giorgio Conte come nostro coordinatore regionale. È un appuntamento importante non solo per il partito ma anche per la proiezione esterna e non a caso sarà presente il nostro presidente nazionale Gianfranco Fini, il quale proprio da Verona, città importantissima in queste elezioni amministrative, manderà dei messaggi importanti in una fase storica in cui la politica, gli schemi stanno saltando, stanno sostituendo probabilmente a nuovi equilibri per il futuro. La disoccupazione tra i giovani veronesi sale al 17,7%, si riducono le nuove assunzioni e peggiorano le condizioni contrattuali, con forme di lavoro sempre meno stabili. Non lascia ben sperare poi il dato sul rischio di perdita del posto di lavoro. A livello scaligero supera il 25%, mentre nel resto del paese si ferma in media al 18%. Bassa inoltre la capacità di creazione di nuovi posti, pari all'11%. Verso la fine del 2011 c'era qualche speranza di miglioramento, i numeri ci stavano anche dando un po' ragione, cioè le casse stavano un po' diminuendo, invece con l'inizio del 2012 abbiamo la conferma
che questa crisi è ancora una crisi lunga e purtroppo i numeri stanno crescendo. Chiaramente Verona è una provincia che soffre meno rispetto al panorama veneto e quindi di riflesso al panorama nazionale, però è ancora una provincia che soffre. I giovani, abbiamo ancora un 16-18% di giovani disoccupati, ma chiaramente rispetto al 30 nazionale siamo poco oltre la metà, però sono ancora tanti. Abbiamo circa 5.000 persone in mobilità, ne abbiamo altrettante in cassa integrazione, quindi insomma sono numeri che preoccupano ancora. Con dei finanziamenti, grazie all'aiuto anche della Fondazione Cari Verona, riusciamo a prendere in carico dei lavoratori che sono in mobilità, quindi che hanno praticamente perso il posto di lavoro, facciamo dei tentativi di reinserimento lavorativo con degli accordi con delle aziende, diamo un sostegno a reddito di 1.000 euro per il lavoratore e 1.000 euro per l'azienda, e con questa procedura i primi dati sono anche abbastanza confortanti, nel senso abbiamo una percentuale intorno al 40% di persone che alla fine di questo percorso riescono quantomeno ad avere un contratto di lavoro a tempo determinato. I militari della radiomobile di Valdagno, durante un servizio finalizzato a prevenire furti in abitazione ed aziende, nella serata di domenica scorsa hanno tratto in arresto 3 cittadini rumeni in Italia senza fissa dimora che avevano appena compiuto un furto di metalli presso il centro di raccolta di Monteviale. I 3 uomini, portati in caserma e fotosegnalati, sono stati trattenuti presso le celle della compagnia e lunedì mattina sono stati giudicati con rito direttissimo. Il giudice, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto gli arresti domiciliari per uno dei 3, con precedenti penali, e l'obbligo di firma per gli altri 2. Le BCC non sentono la crisi. Nel 2011 la raccolta diretta ha sfondato il tetto di 152 miliardi. Crescono anche i soci del 10% a 1,1 milione. Tutti particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.